preferisci? Cane, gatto o lumaca? Allora potrei dirti che in alcuni casi sono una lumaca, ma poi in altro sono un gatto. E poi quando mi arrabbio divento un cane. Hai capito? Cosa pensi di Facebook? Che sono un social network dove poter farsi pubblicità, invece le persone hanno capito che quello lo usano come un fatto. Stasera vado a mangiare la pizza e mette una fotografia. Sì, Scusate il tema, vado in bagno e mette una fotografia. Cioè alla fine lo usano per fare altre cose, invece quello è solo un fatto di pubblicità e niente più. Sì. A mio parere. Sì, è vero, è vero. Cosa cambieresti di te? Quasi niente, va. Quasi niente. Il carattere, no? Questo sono le persone a dirlo, perché per me io penso che il mio carattere è perfetto, come penso un po' tutti quanti pensano che il loro carattere è perfetto, anche se non tutti quanti abbiamo dei difetti, però l'unico che tengo un brutto carattere. tu lo dici, però secondo me in te non lo pensi, sai perché? No, invece è vero. Pensi che c'è sì, perché ho perso persone a me care per il carattere. Vabbè, non ti dico una cosa, però forse erano care a te, ma tu per loro non eri molto caro. Ah, grande, verità. Sta senza pensare. Hai capito che l'ho figa prima mattina? Allora, come corteggiavi una donna, Carolello? Vabbè, come corteggiavo una donna, come ho corteggiato mia moglie, ci siamo incontrati per strada e lei si è lanciata dal finestrino e ha detto mi dai il tuo numero? Lei? Sì. Ah, hai capito? E poi ci siamo innamorati. Sei romantico? Quasi sempre. Quasi sempre. Sai chiedere scusa o sei orgoglioso? No, se ho ragione mi interessa, mi dà ragione. No. Ma se ho sbagliato chiedo anche scusa. No. Ti sei mai fatto comandare dai tuoi genitori o sei sempre stato un tipo... Fino all'età di 18 anni, poi ho cominciato a decidere per me. Beata te, nemmeno fino ai 18. Io appena sono nata, ho fatto tutte cose solo lì, non lo so perché. Allora, come mandi ad una persona a quel paese? Glielo dico in faccia. No, però volevo proprio sentire, come dici? Sì, ma fammi piacere, ma lei non può cantarsi via, sì. Ah, vabbè, lo dici in un modo più... Io pensavo... Aspettavo malavitosamente. C'è un amico mio, sai come dice? Dice, io non lo vedo più, non lo saluto più, un piglio un po' pubblico. Oddio, se ti scocci di stare al telefono con una persona, come dici? Glielo faccio capire. Dicendo? Senti, mi viene, c'è una cosa da fare. Ah, così. Hai capito? Tu invece capo, ha sensato come l'altra settimana devo parlare su come detto fatti bene lo tagli su condividi no, veramente, capo, non è una frase tua, diciamo. è come no, io percepisci sì. una persona. No, io sì, a casa mia tengo. Sì. Quando parlo con una telefono dice e io ti dico, se non lo ti chiamo tra 2 minuti, preparati con i capelli bianchi. Sì. Cioè, vado a cattare pure un battito in nudo. Fai prima. Chi è il tuo idolo? Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Sono cresciuto con lui. Ah sì, ti piacciono le canzoni di D'Alessio, credo quelle vecchie? Anche le nuove. Anche le nuove. Perché poi ritengo che lui, nonostante tutto che canti in italiano, cioè che anche quando cantava napoletano, Sì. ma i testi in italiano, comunque lui penso, questo è un fatto mio, un mio pensiero, che i suoi testi napoletani li agita in italiano. Secondo te perché avviene il tradimento? Perché due persone non si amano più, oppure perché l'altra persona non dà più l'amore, oppure non riceve più l'amore. E secondo te è perdonabile il tradimento? Da parte di una donna, a mio avviso no. Ritornando al discorso di prima, che io ti faccio stare in casa, ti rendo la regina della casa, non mi devi tradire. Ma non sia che io vada al lavoro e faccio di te la mia regina e io sono il tuo re, ho il potere di poter tradire, no? Sì. Vabbè, la donna invece che perdona il tradimento di un uomo È una grande donna. è una grande donna, tu dici? E se poi l'uomo se ne abusa o fa fatto, dice È una grande donna e mezza. Si è liberato, va bene. Allora, io ti volevo far cantare una cosa così live, però lo facciamo dopo. Ci fermiamo un pochino con una delle canzoni di Lello? Si è innamorato. Si è messo innamorato. Va bene. Ci fermiamo un pochino e torniamo tra pochissimo e dopo entra anche Raffo con noi, Allora, ci fermiamo a tra poco. Sei pronto?